Buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Naples. Cosa è successo questa sera al Bologna? Cosa è successo al Bologna? Le due porzioni di ragù che ci ha dato a noi, oggi le ha prese doppie, ne ha presi ben quattro porzioni, belle sugose. Allora, a parte gli scherzi, voglio. Partita dominata dall'Udinese, non c'è stata partita secondo me, vinta per 4-0, basta vedere il risultato che dice tutto. Dobbiamo dire che il Bologna gioca sta partita di Coppa Italia con l'Udinese, con Pazzi e come si chiamano quelli due? Come si chiamano i due centrali che giocavano stasera? Pazzi e Corbo, ma da dove vengono questi? Ma che sono facchini, sono muratori? Io non lo so, da dove l'hanno presi questi due giocatori? Con tutto il rispetto, ma vuoi mettere Bani e quell'altro è Danilo che hanno giocato con il Napoli, due titolari, con questi due che nemmeno conosco, cioè da dove saranno giovani, 20 anni, sì. L'hai messi perché la Coppa Italia magari ti interessa poco, ti interessa di più il campionato. Ok, va bene, ma c'è differenza con Bani e Danilo. È una cosa, già è uno. Sansone nemmeno convocato, ed è un altro. Danilo e Soriano, vabbè, Danilo, ce la tengo con yogurt. Soriano eppure Zemaili non c'erano a centrocampo, è un'altra cosa in meno perché ha giocato sì Poli, però nel fianco del centrocampo Poli c'aveva, faccio fatica a rammentare il centrocampo che c'aveva il Bologna. A parte Poli c'aveva, sì, c'era anche Medel e Svenberg, però c'era sto Juara, poi chi c'era? Cioè non c'erano tutti, Schouten che è entrato dopo, mancavano due perni importanti, a parte Sansone in attacco mancava che Zemali insomma è Soriano al centrocampo, che vuol dire tanto al centrocampo del Bologna, così come la difesa che non c'era né Bani né Danilo titolari. Bologna che gioca sta partita sì con Orsolini, con tanti giocatori, con tanti altri giocatori importanti, Pole appunto, Orsolini, però non sono del tutto i titolari. Però questa non è una scusante per il Bologna, perché il Bologna poteva giocare molto meglio di quello che ha fatto. L'Udinese ha meritato questa vittoria, ha fatto una grande partita. Sì, è vero, l'Udinese aveva più titolari rispetto al Bologna in campo. Però non ci sono scuse, non ci sono scusate, non possiamo dire mancava quello e mancava quella, perché comunque è un conto, perdi 2-0, allora dici mancava quello e mancava quell'altro. Ma tu ne hai presi 4. La scusante può essere fino a un certo punto, capiamoci, 4 gol sono tanti, no? 4 gol. Questo fa capire la difesa del Bologna senza i due titolari. Ok, ci siamo. Però secondo me questa partita l'ha vinta il centrocampo dell'Udinese contro quello del Bologna, con Mandragora, Barak, insomma quelli che sono andati in gol. Barak che fa un grande gol, si inserisce proprio tra i difensori del Bologna e fa un grande gol su inserimento. Quell'altro gol da fuori area di Mandragora, un altro grande gol. Fofana che fa una partita tutta di corsa, a pressare a destra e a sinistra, sembra che vai giù, i polmoni, come posso dire, ha una pompa di benzina e si carica, cioè non gli finiscono mai. Corre per tutti i 90 minuti, non so che si è preso, comunque, stavo avuto 20 Gatorade, non lo so, Fofana corre tutta la partita. Centrale De Maio ex che fa anche lui gol. Insomma, primo tempo 2-0, sì, poi fa il 3-0, il 4-0, Lasagna prende anche un palo dopo aver fatto gol e io penso che Lasagna è stato il migliore in campo perché ha fatto assist, ha fatto gol, ha preso un palo, ha corso tanto, si è divorato il primo gol, dove ha fatto il primo gol appunto Barak di inserimento, poi così ha fatto il secondo gol appunto De Maio, poi c'è stato il terzo di come cacchio si chiama, ma gli faccio una partita. Insomma, poi c'è stato il terzo gol di Mandragora da fuori area e poi il quarto gol di Lasagna. Partita finita, sul quarto gol ci poteva essere il fuorigioco, dubbio il quarto gol. Il fatto sta l'arbitro ce l'ha dato, 4-0, finisce 4-0, risultato pesante, una mazzata veramente pesante, dopo aver vinto a Napoli, così si riprende il doppio delle porzioni al ragù. E se ne va a casa.
fuori dalla Coppa Italia del Bologna, Udinese che vince meritatamente, va a git, basta vedere il risultato, voglio. Pure se vi mettete gli occhialini il risultato è pesante, te lo devi levare l'occhialino perché fa male veramente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, ovviamente penso la pensate come me perché l'Udinese cioè, ha vinto meritatamente, voglio. Parla il risultato appunto. Mettete tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi alle 4 porzioni di ragù alla bolognese. Buonanotte a tutti amici, da Napoliello87 e forza Napolese!